Buongiorno, dottoressa Emanuela Capotosto e benvenuta in questo spazio dedicato al progetto Caregiver Veneto in Rosa. Buongiorno, buongiorno Antonella. Emanuela, tu hai un'esperienza nell'ambito del coordinamento di nuclei per persone con malattia di Alzheimer. Vuoi raccontarci qualcosa del tuo lavoro? Sì, volentieri. Intanto ti ringrazio insomma per l'invito. Ecco, è sempre così un'opportunità, ecco, un'occasione anche poter parlare in altri contesti del proprio lavoro ed è un'occasione per poter riflettere su quello che è l'operato quotidiano. Io mi occupo da circa 4 anni appunto di coordinamento di nuclei specialistici per persone con demenza e, in questi anni, come dire, ecco, sono poi passata da, un aspetto mi occupavo precedentemente di valutazioni neuropsicologiche in struttura, a domicilio, e poi appunto ho accolto l'opportunità, questa sfida insomma di coordinamento del servizio e, devo dire uno degli aspetti più interessanti, ecco, è stato rappresentato dalla necessità di, come dire, diventare, in qualche modo così, l'aspetto di coordinamento del sistema, quindi, la necessità di dover poi ampliare lo sguardo da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista personale, perché, la presa in carico poi non è soltanto della persona, che si assiste direttamente, di cui ci si prende cura direttamente, ma è, necessariamente, inevitabilmente poi del sistema famiglia, no, ed ecco questo ha rappresentato sicuramente la sfida più importante, congiuntamente poi tenuto conto anche degli ultimi anni, in considerazione degli esiti del Covid e quindi, il tema dell'organizzazione insomma è diventato, un ulteriore aspetto, un'ulteriore variabile, non di poco conto, anzi spesso determinante, no, e quindi ecco, l'aspetto di maggiore, sfida, di maggiore, crescita da un punto di vista, ripeto, professionale, sicuramente è stato rappresentato dalla necessità di cambiare proprio, prospettiva, no, nell'approccio ai servizi, nell'approccio poi alla presa in carico della persona. Ehm, e quindi, ad oggi, ecco, anche oggi è l'occasione per poter riflettere su quello che è stato l'operato di questi anni, è sicuramente fondamentale, insomma, anche per poter, capire in che direzione poi muoversi da qui in avanti e, ripeto, non soltanto poi nella pratica clinica, nella pratica di cura quotidiana, ma anche per orientare quello che è la formazione, no, anche professionale di ciascuno di noi. In questo caso, per quanto mi riguarda, sempre e comunque congiuntamente per quanto riguarda l'aspetto di coordinamento e per quanto riguarda poi, l'aspetto clinico che comunque continua a restare insomma uno dei miei core dal punto di vista professionale. La scelta dei familiari di inserire il proprio caro in una struttura in genere non è mai una scelta molto facile. Tu che tipo di fatiche, di difficoltà hai incontrato, in questi anni di lavoro con le famiglie che hanno malati di demenza? Un parterre variegato, di sistemi familiari. Devo dire che, molto spesso, ho incontrato, ecco, ho avuto, la fortuna, insomma l'occasione di incontrare famiglie, come dire, in qualche modo, risolte, ecco, che, avevano affrontato, anni di malattia, perché poi di questo si tratta, quindi anni di fatiche, di sofferenze, però, in qualche modo avevano già avviato, no, questo processo di elaborazione, taluni magari attraverso dei percorsi personali, altri attivando poi, no, le varie risorse all'interno e all'esterno della famiglia. E quindi questo, come dire,
con caratteristiche anche familiari legate per esempio ad una conoscenza dei servizi. Per esempio ho notato la differenza tra coloro che avevano già avuto la possibilità di approcciarsi gradatamente ai servizi, quindi magari usufruendo delle opportunità dei servizi poi domiciliari, avvicinandosi pian pianino al mondo della residenzialità, della semiresidenzialità, e quindi attraverso poi una conoscenza effettiva, sicuramente hanno lavorato anche su quelli che sono gli stereotipi, i pregiudizi che tuttora rimangono, e ripeto, gli ultimi anni sicuramente non hanno giovato, che tuttora rimangono poi un po' nella popolazione, ecco, nel sapere comune. Quindi ecco, in quelle famiglie in cui c'era già stato un processo di elaborazione e un avvicinamento graduale al mondo della residenzialità, c'era come dire un atteggiamento mentale di fiducia, no? Quasi a prescindere. Ok? E quindi non c'era nulla di sospettoso, ma c'era veramente un affidarsi, seppur sempre con sofferenza. Ecco, sicuramente non ho incontrato ancora persone che mi abbiano detto sì, sì, è la scelta migliore, sono assolutissimamente tranquillo, no? In qualche modo anche nelle migliori famiglie comunque c'è il tema della sofferenza per lasciare il proprio caro, c'è il tema del senso di colpa che arriva. Poi ogni famiglia, a seconda delle proprie caratteristiche, a seconda delle proprie risorse, ecco, mette in campo appunto risorse differenti nell'elaborare questa scelta, ma sempre e comunque accompagnati da un aspetto di sofferenza che viene affrontata differentemente, ma comunque c'è. Quindi diciamo ho tenuto conto, ecco, questo aspetto comune, ci siamo in questi anni così accompagnati con famiglie che in qualche modo, grazie ad una conoscenza pregressa, si sono affidati molto, tra virgolette, serenamente a quello che era il nostro operato. D'altro canto ci sono state famiglie che invece hanno continuato ad assumere un atteggiamento di sospettosità nei confronti dell'accesso in residenza, nei confronti delle cure che venivano poi offerte. E quindi ecco, il lavoro in ambedue i casi è un lavoro comunque di costruzione dell'alleanza, comunque di costruzione e davvero coltivazione di un rapporto di fiducia e di alleanza con la famiglia. Chiaramente nell'un caso, come dire, si procede, come dire, si ha un pezzetto avanti nel percorso, no? Per cui si ha la possibilità magari già di fare dei ragionamenti incentrati prevalentemente o sul processo di cura, o magari si continua ad accompagnare la famiglia nel percorso di elaborazione, no? Di questa perdita ambigua del loro caro. Nel caso in cui invece si tratti di famiglie con un elevato grado di sospettosità, in cui il processo di elaborazione di questa sofferenza, di questa fatica non è per nulla cominciato, bisogna, come dire, fare un passetto ancora indietro. E quindi prima ancora di poter parlare di elaborazione, bisogna appunto accompagnarli nella costruzione di un legame di fiducia con quello che è la struttura, con quello che è il personale, e mettendo in campo tutta la competenza, ecco, e le qualità umane accompagnate alla competenza professionale di cui si dispone. Ecco. Sicuramente le conoscenze, insomma, che ho condiviso anche con il gruppo di lavoro in questi anni di coordinamento, conoscenze davvero proprio dell'aspetto sistemico, e quindi la messa in campo anche di variabili psicologiche, di variabili sociali, condivise poi con tutti i membri dell'equipe, ci ha consentito di condurre, ecco, un'analisi quanto più oggettiva possibile dei sistemi familiari con cui ci siamo poi trovati a fare i conti. E dico questo perché l'analisi poi delle caratteristiche di ciascun sistema famiglia ci ha permesso di personalizzare l'intervento con ciascuno di loro.
per cui spesso si parla, nella maggior parte dei casi si parla di piano residenziale individualizzato, piano assistenziale individualizzato. Il lavoro che è stato fatto e che ho visto avere poi dei risultati effettivi è stato quello di stilare, ecco, come dire, il piano di cura della persona con demenza. In realtà era all'interno di un piano di cura della famiglia. Mm. Ed è sulla base di questo, poi questo è stato il nostro strumento di lavoro fondamentalmente. Quindi secondo te quali sono le variabili che permettono una buona relazione, una buona comunicazione tra il personale che lavora dentro una residenza e i familiari? Sicuramente una chiarezza nella comunicazione, quella che poi, come dire, in senso più ampio, quando parliamo di onestà intellettuale, no? In qualche modo, sia nel bene che nel male, quindi sia nel momento in cui si hanno dei successi poi nella cura, sia nel momento in cui, come dire, si va incontro a umani fallimenti piuttosto che umani errori. Quindi sicuramente ecco, un approccio che sia basato su questo tipo di valori, da cui ne consegue poi una chiarezza ed una trasparenza poi nel processo di comunicazione e di coinvolgimento con la famiglia. Una chiarezza nella comunicazione che però deve tener conto necessariamente delle caratteristiche della famiglia, perché sulla base poi delle caratteristiche della famiglia deve essere modulato il tipo di linguaggio che va utilizzato affinché, ripeto, si possa mantenere questa chiarezza e questa trasparenza e raggiungere poi l'obiettivo comune di mantenere l'alleanza terapeutica con la famiglia e quindi ottimizzare poi il processo di cura. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti principali poi nella relazione con la famiglia. Ehm, che va, come dire, generalizzato a tutti i livelli, quindi non parlo soltanto dei professionisti, dell'equipe dei professionisti, ma parlo poi anche per esempio degli operatori sociosanitari, che spesso prima ancora del professionista, no, si trovano poi ad interfacciarsi con la famiglia. Ed è importante che per quello che è dato loro sapere, per quello che è il loro livello di intervento, vengano guidati, vengano formati nel processo di comunicazione e quindi poi di relazione con la famiglia. Quindi le variabili principali sono, dal mio punto di vista, la condivisione dei valori, ripeto, all'interno del team multidisciplinare e inclusi gli operatori, la condivisione dei valori e di comportamenti che siano coerenti con questi valori. Tutto questo, come dire, passa attraverso una formazione adeguata, oltre che attraverso l'esempio. Dico l'esempio perché poi, come dire, i valori si possono raccontare da un punto di vista teorico, si possono tradurre in comportamenti, ma poi, come dire, ecco, l'esempio è fondamentale. L'esempio soprattutto da parte di chi coordina, in qualche modo poi detiene, no? Un po' le redini, ecco, del processo decisionale, in qualche modo del processo di cura, ecco. E quindi questi credo siano gli aspetti principali, almeno che in questi anni in qualche modo mi hanno aiutato. Mm. Hai trovato se in questo passaggio, nel momento dell'inserimento, i caregiver sentono proprio lo spiazzamento che c'è dal essere a casa e dover prendere tutte le decisioni, quindi il caregiver che si occupa del malato sia dal punto di vista pratico che burocratico che emotivo, a non sapere se poi in struttura avranno uno spazio per continuare a prendersi cura del proprio caro. Quindi hai notato se c'è un momento di smarrimento in questo passaggio proprio dovuto al fatto che prima facevo tutto e qui adesso non so se potrò fare qualcosa.
Sì, e ricollegandomi un po' al discorso che facevo prima rispetto alle varie così, tipologie di famiglie, c'è chi riesce ad esplicitare, a verbalizzare questo timore, no? Assolutamente, assolutamente legittimo. E chi invece poi agisce questo timore magari attraverso, acuendo la sospettosità, no? E magari mettendo in atto dei comportamenti che classicamente rappresentano, no, il famoso ostacolo alla relazione poi con le famiglie, per cui questa necessità, no, questa impellenza di voler avere tutto e subito, magari di voler essere presenti quasi alle volte vengono percepiti come così, come poco rispettosi, no, del lavoro di cura anche da parte degli operatori. Quindi la risposta è sì, c'è assolutamente questo smarrimento che viene poi inteso ed agito differentemente a seconda delle risorse che ciascuna famiglia ha. Eh, Posto questo, come dire, credo sia, noto questo, credo sia doveroso in qualche modo anticipare, no? Questo timore, anticipare questa paura legittima, esplicitando che la famiglia è un alleato poi nel processo di cura, non è una delega, ma si tratta appunto di un lavoro, di una cura che viene condotta insieme, che viene elaborata, veramente di un processo di co-costruzione della cura. E anche qui, come dire, non c'è un protocollo rispetto all'operato, rispetto alle azioni da mettere in campo. In relazione a ciascun punto, ciascuna fase, ecco, del processo di elaborazione in cui una famiglia è, si procede in maniera differente. Se ci si trova davanti ad una famiglia, come dire, per la quale il timore e quindi l'ansia di non poter più avere il controllo, no, H24 della situazione così come era prima, si procede magari concedendo anche degli spazi in misura maggiore rispetto magari a degli spazi che vengono concessi ad altri, in modo tale che gradatamente si possa poi, ecco, cominciare a costruire quel percorso, poi quel processo di fiducia di cui parlavamo prima. E ripeto, quindi anche qui, come dire, i confini non sono mai fissi o prestabiliti a prescindere. È bene che ci siano dei confini, ripeto, per il rispetto di tutti i sistemi in gioco, del servizio, della famiglia, della persona, però credo sia anche giusto, ecco, modulare questi confini in relazione poi alle caratteristiche di ciascuno e all'obiettivo ultimo che si vuole raggiungere, sempre e comunque insieme alla famiglia. Hai degli esempi da raccontarci di momenti in cui la famiglia è stata coinvolta in un processo decisionale particolare? Quali sono questi momenti dove bisogna prendere delle decisioni insieme alla famiglia? Beh, uno dei momenti, ecco, per eccellenza e più critici, insomma, più dolorosi e più difficili, è il momento in cui, per esempio, l'aspetto della disfagia, quindi la difficoltà appunto di alimentarsi con consistenze normali o modificate, insomma, raggiunge livelli molto gravi, per cui non è più possibile un'alimentazione, ecco, propriamente detta, ma c'è la scelta, appunto, c'è il bivio, si procede con un'alimentazione con nutrizione artificiale, oppure si accompagna, no? Si accompagna poi al fine vita. E come dire, è sempre molto molto faticoso, è faticoso in primis per noi, per il personale, poi per l'equipe di professionisti, ecco, per gli specialisti che devono essere sicuri, no? Come dire, di aver fatto tutto quello che era possibile fare nel rispetto delle volontà della persona con demenza e nel rispetto delle volontà poi della famiglia. E, e poi chiaramente per la famiglia è sempre molto molto complesso perché un po'
gioca, come dire, anche qui ancora stereotipi, pregiudizi, poca conoscenza ancora che c'è rispetto al fine vita, rispetto a tutto il tema, ecco, della nutrizione artificiale e qui chiaramente il senso di colpa e di responsabilità, no? Di dire ok, sto decidendo io se lasciar vivere o lasciar morire mia mamma, mio papà, mia moglie, mio marito e in alcuni casi anche mio figlio. Perché non dimentichiamo che in residenza cominciamo ad accogliere persone che hanno una diagnosi di demenza precoce e come dire parlo di persone che magari intorno ai 60 anni o qualcuno anche più giovane può ritrovarsi in questa situazione. E sempre più spesso appunto ci sono casi, arrivano appunto persone con questa tipologia di malattia. Quindi sicuramente uno dei momenti più critici è questo. Sono momenti critici, però so anche che a volte le famiglie quando arrivano alla fine di questo percorso, in qualche modo danno dei segnali anche di riconoscenza, scrivono delle lettere, portano delle testimonianze positive rispetto alla loro esperienza. Tu hai qualche esempio di questo? Sì, sto pensando in questo momento mentre ti parlo, ad una persona in particolare, giovane e con due figlie, che hanno più o meno la mia età, ok? E che hanno accompagnato questo papà. E tra l'altro, insomma, una di queste figlie ricordo che ha accompagnato il papà e un paio di settimane dopo ha appunto dato alla luce, insomma, il suo primo figlio. E quindi ho l'immagine appunto di questa ragazza coetanea, ecco, che ha accompagnato il papà e veniva appunto a stare con il papà, no? Con questo panzone. Con la mamma appunto persa per una patologia oncologica appena qualche anno prima, quindi ecco una situazione molto molto faticosa, vissuta con un rispetto e con una dignità veramente, ehm, come dire, quasi invidiabile, no? Ma come dire, è possibile riuscire ad affrontare con dignità, con coraggio e con rispetto il dolore, è possibile. E non a caso ti parlo di rispetto, di dignità, perché sono poi le parole che appunto questa ragazza insieme alla sorella ha utilizzato nel riconoscere quello che era stato il nostro lavoro, il lavoro dei professionisti, medici, infermieri, il lavoro degli operatori. Che con grande professionalità, devo dire, alle volte sono stati anche più bravi di noi nel riuscire come dire, ad essere empatici, no? Senza però perdere quella giusta distanza che poi è necessaria per poter continuare, ecco, a prendersi cura nel migliore dei modi possibili. E quindi sì, ecco, il rispetto, la dignità, l'accoglienza, ecco, la gentilezza, la compassione, sono tutte parole che ritornavano nelle parole appunto di questa ragazza, di questa figlia. Parole che noi abbiamo ricambiato, ringraziando loro perché, come dire, potevamo esserci noi, no? Dall'altra parte. E abbiamo ringraziato per averci insegnato che è possibile un altro modo attraverso cui vivere un'esperienza così forte, così dolorosa che non si limita, in quel caso non si è limitata soltanto alla malattia del papà, ma davvero ad una famiglia che, come dire, apparentemente, no? Disgregata in qualche modo e da cui loro però sono riusciti a ripartire per ritrovare comunque un senso poi a quello che stava accadendo. Un senso che in questo caso non aveva nulla a che fare ecco, con la fede, con la religione per scelte insomma della famiglia, e, però come dire un senso che hanno ritrovato proprio nella connessione umana e quindi
è stato veramente un incontro generativo per tutto il gruppo di lavoro. Molto toccante come storia, proprio perché possiamo imparare anche dai caregiver, non c'è solo la formazione formale, ma c'è proprio questa formazione che avviene direttamente sul campo, vedere come le persone riescono ad affrontare situazioni estreme con forza. Ci sono progetti che voi avete portato avanti rispetto alle famiglie in generale, quindi non una famiglia singola, ma proprio progetti portati avanti a livello di struttura, di residenza per anziani o del vostro nucleo, che hanno riguardato più famiglie assieme, quindi non solo una. Sì, ricordo con molto piacere, con molta soddisfazione, un progetto che appunto avevamo portato avanti con una collega, legato più che altro, ecco, alla promozione del benessere, quindi come dire, spostandoci, ecco, dal focus centrato sulla malattia, sull'elaborazione della malattia, ma centrato prevalentemente sul benessere, e nello specifico, ecco, focalizzato proprio su le strategie in qualche modo di prevenzione dello stress, in cui però avevamo appunto utilizzato congiuntamente degli aspetti così di psicoeducazione legati un po' alla neurofisiologia, poi avevamo introdotto alcuni aspetti derivati dalla terapia cognitivo-comportamentale e qualche aspetto legato al coaching, insomma, utilizzando poi le competenze di ciascuno, con l'obiettivo proprio di aiutare semplicemente, tra virgolette, a conoscere un po' il funzionamento della mente, quelli che sono i bias in qualche modo, ecco, gli ostacoli che la mente naturalmente ci pone davanti spesso, e focalizzandoci sul tema delle abitudini, sul cambio delle abitudini, e così dando appunto delle piccole strategie fruibili poi nella vita di tutti i giorni per poter imparare intanto a riconoscere, ecco, il funzionamento della nostra mente e a non farci trarre in inganno troppo spesso, insomma, e delle strategie chiaramente per poter poi interrompere il circuito delle abitudini, soprattutto delle abitudini disfunzionali. Ecco, questo era stato uno dei progetti che avevamo avviato ancora prima del Covid. E recentemente, diciamo, nel post-Covid, se così possiamo dire, nell'ultimo anno, all'interno delle residenze, sempre sul filone di promozione delle residenze, avevamo concordato insieme al gruppo di colleghi psicologi di proporre un percorso, come dire, che potesse parallelamente sia dare degli spunti, ecco, di comprensione della patologia, dei vari aspetti legati alla patologia, ma d'altro canto dedicare anche degli incontri, per esempio, alla promozione dell'invecchiamento attivo, dell'invecchiamento di successo, quindi andandosi proprio ad occupare di quello che è il benessere poi del caregiver, non soltanto in termini di mi occupo di malattia, ma della malattia, ma mi occupo anche di me. A volte ci si chiede cos'è che motiva una persona a scegliere un lavoro come il tuo. Tu sai raccontarci qualcosa del perché fai questo lavoro? Wow. Allora, perché faccio questo lavoro? Perché ho scelto di fare la psicologa, insomma, di specializzarmi in psicoterapia. Probabilmente, sicuramente c'è qualcosa di mio, insomma, della mia vita che ha trovato, come dire, una sublimazione in questa direzione. Quando però ho accettato l'incarico da coordinatore, c'era un pensiero che avevo maturato, come dire, lavorando poi come professionista all'interno dei servizi.
che è come dire, per quanto facessi, però nel momento in cui avevo la necessità di cambiare le cose, io sì, potevo facilitare i processi, ma come dire, poi le decisioni non aspettavano a me e quindi e laddove poi si consumavano le decisioni io non potevo esserci. Sicuramente tutto il lavoro di facilitazione, però come dire, poi per cambiare le cose mi mancava un tassello. E quando ho accolto appunto la sfida del coordinamento, probabilmente anche un po' inconsapevole, ecco, degli oneri degli onori, il pensiero di sottofondo era questo, cioè come dire, ok, ci saranno mille svantaggi, mille incombenze, però forse in questa posizione, in questo ruolo posso fare qualcosa, posso contribuire, ecco, al cambiamento forse in maniera ancora più incisiva di quanto non potessi farlo in un'altra chiave, in un'altra veste. E devo dire che questo è il pensiero che continua a motivarmi, ecco. E quindi anche quando arrivano le fatiche più grandi, le difficoltà, è dire ok, però vale comunque la pena esserci perché finché ci sono ho la possibilità di contribuire, ecco, nel mio piccolo a migliorare un po' la qualità di vita delle persone. C'è un messaggio finale che vuoi dare alle caregiver e ai caregiver che si occupano di malati che hanno questa malattia chiamata demenza? Eh, sì, quello che dico a loro è quello che dico anche a me, perché poi ehm, noi prima che professionisti siamo persone e molti di noi sono caregiver a loro volta, e quello che dico è ehm, di continuare a coltivare la capacità di sperare. Di sperare e di aspirare, ecco, proprio a questa dimensione più generativa, più ampia. Ehm, Non nel senso del ci diamo una pacca sulla spalla perché tutto andrà bene, perché spesso poi le cose non vanno come noi vorremmo e spesso le cose non vanno bene. Però quello che può aiutarci anche in queste situazioni è continuare a sperare, perché in qualche modo questa speranza ci aiuta poi a ritrovare un senso, a guardare altro e a guardarci intorno e a ritrovarci meno soli, a riscoprire questo senso di umanità, di connessione. Quindi quello che voglio dire loro è quello che dico anche a me, di non restare soli, di coltivare sì, ecco, un'intima solitudine che sia uno spazio di riflessione, che sia uno spazio dove potersi ritirare quando e come si vuole, ma di non perdere il contatto poi con chi ci sta intorno e con chi, come dire, è pronto in qualche modo a tenderci una mano. Perché se poi si perde la speranza non si riesce neanche a vedere chi dall'altra parte ti sta tendendo una mano, no? E ci si illude di poter fare tutto da soli perché si è forti abbastanza. E in realtà sì, siamo forti abbastanza, ma come dire, se si è insieme si è forti un pochino di più. Grazie per questo messaggio di speranza attiva. Grazie per il tuo tempo e buon lavoro. Grazie Antonella, Ciao. grazie a voi.